Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Questa torrida serata di sabato 26 agosto comincia la riunione di corse con una prova per cavalli di 4 anni non vincitori di 10.000 euro nella carriera. Sono in 7 dietro le ali della macchina in una prova apertissima in cui la leggera favorita è Dinamite, numero 3 con Enrico Fiaschi. Si va in partenza all'1 Desert Rose, Marcello Di Nicola, 2 Dollaro, Daniele Cuglini, 3 Dinamite, Enrico Fiaschi, 4 Diamante Man, Mario Manzone, 5 Dina del Brenta, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Duchessa BFC, Andrea Baveresi, 7 Damasco dei Mag, Adrian Gioni. Con cautela dal 6 Duchessa BFC. Problemi per Dinamite. Si parte con la velocità da parte di Diamante Man che cerca di contenere Dina del Brenta scavalcando Dollaro. Si imbocca la prima piegata con al comando Diamante Man impegnato al largo da Dina del Brenta. Rimane secondo sotto Dollaro. Ripiega in terza posizione Dina del Brenta una volta capito che Diamante Man vuole correre al comando. C'è una frazione veloce per cominciare la corsa, 14:1. Diamante Man al comando, seconda posizione per Dollaro che precede Dina del Brenta, poi Desert Rose avanti a Damasco dei Mag, quindi Duchessa BFC alla retroguardia. Dinamite che ha sbagliato dietro le ali della macchina si ricongiunge, ma ora sarà difficile. 28:8 per il primo quarto di gara, si completano i 600 da parte di Diamante Man in 44:8. Passaggio davanti alle tribune. Diamante che guida, rinnova l'errore Dinamite che finisce a tabellone. Dollaro sempre a seguire le mosse del battistrada, di fuori prova ad avanzare Duchessa BFC che arriva al lato di Dina del Brenta e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Primo giro se n'è andato svelto per la categoria, 38 anche il secondo quarto di gara. Non vuole rallentare troppo il battistrada, 1:15 il primo chilometro. Diamante Man al comando, Dollaro in seconda posizione, Duchessa BFC che con coraggio prova a continuare la risalita, poi Dina del Brenta, gli altri che perdono qualche battuta a 400 dalla conclusione, 14:8 la retta di là. Diamante Man al comando, Dollaro bene secondo in corda, Duchessa BFC che cerca piano piano di avvicinarsi ma non sembra minacciosa per la vittoria, poi ancora Dina del Brenta quando siamo all'ingresso in retta arrivo. Diamante Man è sempre in vantaggio, Dollaro che cerca l'open stretch, Duchessa che continua sul passo, sbaglia Diamante Man e lascia così in vantaggio Duchessa BFC che continua ad agire sul passo, si insinua al suo interno Dina del Brenta, Duchessa in vantaggio, Duchessa BFC che viene a vincere su Dina del Brenta e poi Dollaro, 31:4 ad arrivare, sembrava stentare sulla piegata conclusiva Duchessa BFC, ha continuato del suo passo, si è arreso in errore Diamante Man, Dina del Brenta anche senza spazio nel finale, trova l'aria troppo tardi, Dollaro non guadagna lungo lo steccato e così la vittoria va a Duchessa BFC, Andrea Baveresi che allena e guida per i colori di Enrica Quintili. Sull'arrivo lento fa valere il suo passo, la sua qualità. Duchessa BFC, una figlia di Timoco e di Softail F, la vittoria per Andrea Baveresi. Tutta strada di fuori, corre benissimo e vince nel finale in maniera anche netta.